Un momento d'oro per la musica pop made in Veneto. Sono tanti giovani prodigio che a suon di hit scalano le classifiche musicali italiane. Tra i pionieri di questa new generation, Francesca Michelin, San Giovanni e Madame, ma anche tanti artisti emergenti, come lui, Oliver. 21 anni, cresciuto a Verona ma cittadino del mondo, Oliver si avvicina alla musica da piccolo col suo pianoforte e da lì non l'ha più lasciata, e questa è Late Apology, il suo nuovo ultimo singolo. L'ho scritta in un periodo un po' difficile, diciamo, perché eravamo tutti chiusi in casa, c'era il Covid, periodo di lockdown, il primo lockdown tra l'altro. Il brano parla di, diciamo, è una riflessione su una mia storia d'amore in passato e sugli errori che avevo fatto durante quella storia d'amore, però ormai era troppo tardi per recuperare quel rapporto e quindi il brano infatti si chiama Late Apology, quindi scusa in ritardo. Quindi diciamo un argomento un po' difficile da affrontare, però allo stesso momento è accompagnato da un arrangiamento essenziale, minimalista, che rende il tutto un po' più leggero, no? Che non appesantisce il discorso. Un brano arrangiato da Roberto Gramegna ed Ettore Gilardoni, prodotto invece da Vince Tempera, storico musicista italiano e arguto talent scout. Late Apology è un po' un preludio, diciamo, ad un progetto più grande, ad un EP o album, come lo vogliamo chiamare, su cui sto lavorando da veramente tanto tempo. Io ci tenevo tantissimo che quando facevo uscire il mio progetto più grande, diciamo che fosse un progetto molto coeso, un lavoro molto coeso, perché infatti preparandomi per la scrittura dell'album ho ascoltato dall'inizio alla fine album che io adoravo, come per esempio l'album di Adele, Sheeran, Tyler, The Creator, Bruno Mars, e una cosa che ho notato è che c'è un filo logico tra tutti gli album, no? Quindi appunto è una cosa a cui tenevo tantissimo anch'io. Late Apology è il primo capitolo, ce ne saranno anche altri prima dell'album e poi ci sarà il lavoro completo.